got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my... Per una volta scarpe e racchette sono rimaste negli spogliatoi e hanno lasciato spazio agli abiti da sera, perché per una volta il tennis veneto ha scelto di fare festa e premiare i suoi protagonisti, dando il giusto riconoscimento all'impegno e ai successi di un intero lustro. Sono stati i saloni settecenteschi di Villa Tacchi a Gazzo Padovano ad ospitare infatti il Galà del Tennis Veneto 2016, evento organizzato dal Comitato regionale per premiare i campioni italiani e i titoli conquistati dalle squadre della regione negli ultimi 5 anni. Una lunga carrellata di protagonisti premiati dai vertici della federazione, capitanati dal vicepresidente nazionale vicario Gianni Milan. A fare gli onori di casa il presidente regionale Mariano Scotton, da poco rieletto numero 1 del Veneto, che ha colto l'occasione per ringraziare quanti con il loro impegno e i loro successi danno lustro al tennis dell'intera regione. E così il Galà è stata l'occasione per rivivere le emozioni e rivedere le immagini più belle degli ultimi 5 anni di sfide e di imprese, ad iniziare dai tanti tornei internazionali ospitati sui campi del Veneto ed inseriti nei circuiti ATP e WTA. Solo nell'ultima stagione sono stati ben 3 i $50.000 disputati tra la Terra Rossa del TC Mestre sui campi del Tennis Palladio Vicenza e del Country Club Cortina. Senza contare eventi assolutamente unici come l'ormai immancabile torneo sull'erba di Wimbledon. E poi uno sguardo alla ricchissima attività giovanile della regione e ai campionati a squadre, ben 1200 quelle scese in campo nell'ultima annata tra la Serie A1 e l'Under 10. Tantissimi anche i volti noti passati per il Veneto in questi ultimi 5 anni, come quel Nick Bollettieri, per citarne solo uno, che con la sua scuola e i suoi campioni ha fatto la storia del tennis contemporaneo. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. Ma il Galà ha rappresentato soprattutto l'occasione per premiare i tennisti e i circoli più meritevoli, come quelli che negli ultimi 5 anni hanno conquistato un titolo tricolore. Tra i tanti saliti sul palco a ritirare il loro premio anche il vicepresidente nazionale FIT Gianni Milan, campione italiano over 45 nel 2013, e la società Tennis Bassano, scudettata per la Serie A1 maschile sempre nel 2013. Un premio speciale alla carriera è stato riservato al giudice arbitro Salvatore Frongia, mentre come dirigente dell'anno è stato premiato Piero Battaglia. Nella serata dedicata al tennis dell'intera regione non poteva certo mancare il massimo esponente dello sport veneto, il presidente regionale del CONI, Gianfranco Bardelle. Siamo con il presidente del CONI Veneto Bardelle. Presidente, si ricordava il valore che ha il tennis per una regione, il Veneto, che di valore nello sport italiano ne ha moltissimo. Una serata splendida, è stata organizzata veramente con grande entusiasmo, è bello vedere questi circoli che ricevono questo attestato e portano avanti il grande progetto del tennis sul territorio. Il movimento sportivo è molto importante del tennis,
specialmente per i giovani, perché li avvicinano alla bellezza dello sport, li tolgono dalla strada, come dico io, li fanno divertire, poi qualcuno va anche a livello Olimpiadi, però è importante che si divertano, che stiano assieme, e giocare a tennis è un bellissimo sport, faticoso ma dà grande soddisfazione, e vedere questi ragazzini soddisfatti è molto bello. I sail on the sea behind me. One day all of us. Abbiamo visto, no, che da una parte proprio ci si diverte, perché questo poi è lo spirito, soprattutto in competizioni che il comitato regionale ha voluto molto, ovvero quelle a squadre, che per uno sport individuale fa un po' specie. Eh sì, e anche organizzare questi tornei e vedere questi ragazzi che si competono e che gli piace vincere, però sorridono sempre, credo che sia questo che noi vogliamo come dirigenti sportivi. Lo sport è un grande messaggio per una nazione che vuol crescere, e quindi il mio è un messaggio anche alle istituzioni che stiano vicine ai campi da tennis, ai centri tennistici, e che siano attenti anche, perché sanno che sono luoghi dove vige ancora veramente lo sport vero. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. I keep on. Lei ha ricordato i tanti successi dello sport veneto anche in chiave olimpica in questo 2016, speriamo magari che arrivino successi anche proprio dal tennis nei prossimi anni. Indubbiamente è importante la squadra di 35 atleti su 320 che è andata alle Olimpiadi di Rio, però io voglio ricordare che il 19 dicembre nel Salone d'Onore del CONI di Roma mi verrà consegnato il trofeo CONI che abbiamo vinto, abbiamo battuto 20 regioni, siamo primi, e specialmente ricordando che sono tutti atleti under 14 di 30 federazioni, quindi un grande movimento sportivo. Quindi futuribile, insomma possiamo immaginare che fra qualche anno potremo vincere ancora. Certamente questa è la preparazione per il futuro, ma io sono convinto che lo sport nel Veneto ha una grande capacità di dare sempre soddisfazione a queste grandi federazioni che noi abbiamo. I wanna try even though I could fail. La serata, che ha visto premiate con un riconoscimento tutte le società operanti in regione, si è conclusa con un momento conviviale, non prima però di un'inattesa sorpresa fatta al presidente regionale Scotton. Il Presidente mi ha chiesto: mi fai una sorpresa in questo gala? Io ho pensato, va bene Presidente, ti faccio una sorpresa. Ecco il regalo fatto dal vicepresidente Milan, l'intervento al galà di Villa Tacchi di un vero e proprio ospite d'onore, Tatiana Garbin, nuovo capitano azzurro di Fed Cup, cui è stato assegnato l'impegnativo compito di subentrare a Corrado Barazzutti. Tatiana Garbin si è prestata con simpatia a un'intervista per l'occasione effettuata dallo stesso Gianni Milan, nella quale ha avuto modo di illustrare tutti i suoi progetti azzurri e raccontare gli obiettivi di una formazione, quella italiana, fortemente rinnovata. Beh, è stata una sorpresa preparata un po' di mesi fa con Gianni Milan, è riuscito a sorprendere il nostro presidente, questa è la cosa più bella, vedere dei sorrisi e presentarsi qui in Veneto era una cosa per me importante, un onore comunque presenziare in queste occasioni. Come on, we gonna light up the night. Come on, I wanna dance in the dark. Come on, we gonna Parliamo del nuovo ruolo che da qualche mese ricopre. Intanto si diceva: a me piacciono le sfide, so che arrivo da un predecessore che ha vinto molto e che ha fatto molto per la nostra squadra, ma insomma io sono ottimista. Sì, lui ha vinto tantissimo, ha scritto la storia del tennis italiano, sappiamo benissimo, 4 titoli mondiali sono veramente un sogno, quindi anche solo eguagliare sarebbe una cosa super positiva. Cioè, so benissimo che adesso mi aspetta una sfida molto importante perché è un cambio generazionale e quindi sostituire queste grandi campionesse non sarà facile, però ricreare un gruppo sarà il mio goal numero 1. Ecco. Si diceva prima della proporzione fra tennisti maschi e tenniste femmine in Italia, più o meno 80 a 20, e però sappiamo benissimo insomma, che solleva i trofei alla fine ha sempre un nome femminile. Beh, insomma sì, diciamo che noi donne riusciamo
a perseguire molto più stabilmente forse i nostri obiettivi. I maschi sono leggermente più farfalloni, ma devo dire che ultimamente stanno raggiungendo dei traguardi importanti, soprattutto i più piccolini, quindi sono ottimista anche in campo maschile, assolutamente. Like the creatures of the night. Il tennis italiano, ne è convinta anche Tatiana Garbin, è in continua e costante crescita e a dimostrarlo sono anche gli ottimi risultati ottenuti dai giovani e dalle giovanissime racchette venete, sempre più numerose e vincenti. E allora ecco il consiglio che il capitano di Fed Cup vuole dare ai ragazzi che si avvicinano al tennis. You got the red. Questo sport è una disciplina sportiva, quindi avvicinarsi a questo sport è importante per una crescita personale più che perseguire un sogno. Quindi secondo me è molto importante la resilienza. È una parola bellissima, quindi affrontare anche le difficoltà con un sorriso e comunque andare sempre avanti. Cercando di raggiungere i propri obiettivi. Questa è una cosa importante che secondo me le nuove generazioni devono imparare a fare. Of the night.